Visse 59 anni, combatté in Armenia, Media, Patria, Pannonia, arrestò le invasioni ungariche, soffocò le rivolte in Oriente, portando a Roma trofei ingenti. Morì per malattia, caso raro, il 17 marzo 180. In questo governare l'impero, respingendo assalti d'ogni dove, trovò modo e tempo di pensar scrivendo. La colonna eretta in suo onore, scolpita a bassorilievi, celebra i suoi trionfi. Ne proporremo frammenti, associandoli ai suoi pensieri raccolti in ben 12 libri, i pensieri di Marco Aurelio. Lasciata la città e usciti allo scoperto, inoltrati nella foresta transdanubiana, dalle parti del fiume Granua, grande affluente del Danubio, Marco raccoglie le truppe attorno a sé e, dal libro secondo, parla. Ciò che io sono, altro non è se un po' di carne. Disprezza questa tua carne, altro non è che sangue impuro, un sacchettino di ossa, una rete di nervi, di vene, di arterie. Confortati dall'analisi anatomica, stoicamente l'esercito avanza con carri e vettovaglie per alimentare queste banalità, finché sono assieme e procedono respirando a fondo l'aria, lo spirito vitale, nel rispetto del principio direttivo. E lascia stare i libri. Non ti è concesso né di muovere come un burattino da impulsi egoisti, né che disdegni il destino o tutti i lamenti del futuro, che li accoglie ad ali spiegate e con aria dolente. Saliamo d'un giro. La battaglia s'accende. Le donne salvano i bambini, i vecchi soccombono e con loro i deboli. Dal libro secondo Marco assicura: nessuno perde la vita se non quella che sta vivendo, né vive altra vita se non quella che sta perdendo. Sia breve sia lunga, giungono allo stesso punto. Conquistate le fortezze, il popolo sconfitto si raccoglie ai piedi del vincitore che dal libro terzo ricorda. Ippocrate, dopo aver guarito molte malattie, s'ammalò a sua volta e morì. Alessandro, Pompeo e Caio Cesare, che tante volte rasero al suolo intere città e trucidarono decine di migliaia di cavalieri e fanti, lasciarono anch'essi la vita. Demetrio lo uccisero i Pidocchi e Socrate Pidocchi d'altra specie. Consolati nella loro misera sorte, nel ciclo superiore vanno a seppellire i loro morti. Ma oltre il fiume c'è chi si ribella. Marco imbarca i fanti. Lui attraverserà a cavallo e da loquace condottiero rinsalda i cuori. Disprezzare la morte consiste nel riandare con la mente a quanti sono rimasti tenacemente attaccati alla vita. Che cosa hanno ottenuto di più? La differenza, insomma, è ben poca cosa. Prendi la via più breve, arriverai nel modo più sensato, libero da affanni. Dal libro quarto
parla cavalcando, mantello al vento e testa girata perché tutti lo sentano. Altra vittoria, altra disfatta, un'altra lezione oratoria. La mente dell'universo è sociale. Ha creato quindi gli esseri inferiori nell'interesse dei superiori, assegnando ad ognuno una parte proporzionata al suo merito e spinto i migliori ad una reciproca concordia. E se qualcuno dissentisse? Presto non sarai che cenere. Ciò che apprezzi nella vita son cose vane, putride, meschine, come fanciulli litigiosi che ora ridono e subito dopo piangono. Dunque, cosa ti trattiene quaggiù? E ricominciano le botte. E salendo la storia si ripete. Rifletti come tutto in passato accadde, tale quale ora accade e accadrà in futuro. Cambiano solo i personaggi. Osserva nel libro 10. E noi chi siamo per contraddirlo?